Venezia perde 20 posizioni nella classifica annuale della qualità della vita stilata dal quotidiano economico Il Sole 24 Ore. Se già nel 2012 la città lagunare non risultava tra i favoriti, occupando solamente il 39° posto, nel 2013 precipita al 59°. In Veneto, come sempre, trionfa Belluno, che gode della quarta posizione e perde la città di Rovigo, superata solo da Venezia. Il problema degli elevati prezzi di locazione, la mancanza di unità abitative e la scarsa presenza di servizi legati alla persona a favore di attività rivolte solo ai turisti sta portando a un progressivo spopolamento. Ad aggravare la situazione è l'approvazione delle schede ospedaliere da parte della giunta regionale, intenzionata a rendere l'ospedale civile un semplice presidio ospedaliero di rete, privandolo di ben 106 posti letto. Lo spopolamento di Venezia è dunque un incubo sempre più reale e se la situazione non dovesse cambiare, Venezia rischia di trasformarsi in un semplice museo a cielo aperto, un'attrattiva per soli turisti, priva quindi di qualsiasi identità e tradizione.